Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat di Agrigento, interviene oggi a seguito delle affermazioni del presidente della regione. Schifani non ha immesso acqua dissalata nelle reti idriche e di sicuro ha immesso propaganda sulla rete internet. Mentre continua a sfuggire a tutti gli interrogativi che già da diverso tempo la nostra associazione pone in ordine alle modalità individuate dalla Regione e dalla struttura commissariale nazionale per la realizzazione dei dissalatori, in particolare quelli di Porto Empedocle, il presidente Schifani fa ricorso alla propaganda dichiarando l'immissione in rete mai avvenuta di 50 litri al secondo. La smentita, afferma Daniele Gucciardo di Legambiente Agrigento, arriva direttamente dalla presidente dell'AICA che incredibilmente e anticipatamente ringrazia il presidente Schifani per l'acqua che gli agrigentini non hanno ancora ricevuto. Di fronte a una crisi idrica strutturale che presupporrebbe l'adozione di ben altri strumenti rispetto a quelli messi in campo, si stanno esclusivamente realizzando impianti invasivi, inquinanti, enormemente costosi, anche in termini gestionali, che preoccupano non solo le associazioni ambientaliste, ma tutti i cittadini. C'è una proposizione seria, tecnicamente valida, suffragata da studi, ricerche e approfondimenti e tuttavia del tutto inascoltata. Si continua con le tecniche emergenziali, con lo sperpero di fondi pubblici, senza neppure provare ad ascoltare le istanze delle popolazioni interessate, alle quali non solo viene destinata l'acqua o la necessaria attenzione o la necessità serietà, ma solo l'arma subdola della propaganda. Ha disturbato, continua Gucciardo, e non poco, la realizzazione del cosiddetto dissalatore mobile, cioè temporaneo, su un sito destinato alla pubblica fruizione ai fini balneari e turistici. Già in fase progettuale, 5 mesi fa, insieme ad altre associazioni, avevamo avanzato perplessità circa l'impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico di tale impianto industriale che adesso ci appare più che mai destinato a permanere in via definitiva. Qualcuno, afferma Gucciardo, dovrà dare spiegazioni non soltanto per il sito prescelto, ma anche in relazione all'enorme mole di fondi pubblici dissipati per realizzare un impianto che, nella migliore delle ipotesi, immetterà in rete un'irrisoria e costosissima quantità d'acqua, di cui ben oltre il 50% verrà disperso dalle reti fatiscenti, sulle quali si continua a mettere manutenzione e progettualità. Saremo solidali e partecipi alle azioni del locale comitato, ben consci che si sta perpetuando la generale storica inadeguatezza nell'affrontare la crisi idrica agrigentina. Questo quanto dichiarato da Daniele Gucciardo di Legambiente Circolo Rabat di Agrigento.